Langarola vagabonda, seduta sulla sponda del Tanaro che va. Rottio, allora? Siete ancora vivi? Rottio, e c'ho sempre sti box lì che vanno, si infilzano dietro, sempre gli stessi box. Non li ho cambiati, capivi? Costano i box, d'ogni modo, va, forza. Numa! E noi altri siamo tutti vivi, e ce n'è anche di quelli che invece te prendi Tumalin, sai Tumalin lì della pedaggiera lì. Oh, 71 anni, ha preso un colpo, secco come un pollo, secco di un pulor, Dio, che è una roba. E poi dopo ce n'è ancora, e lì c'era Tumalin e suo fratello, sai chi è suo fratello? Giaculin invece è vivo e sta bene e mangia come un maiale. Poi dopo c'è Meco, il giardiniere lì da Casina Grossa. E beh, Meco guarda, se n'è andato, era malato, guarda, finita l'estate, finito anche lui. E che non se ne parla più di Meco. C'è la vedova del maresciallo lì che è una donna bella, ma veramente bella, che a me mi piacciono le donne ad ogni modo. E lei è ancora viva, è ancora lì che gira, lì dietro, si porta in giro il cane, ma adesso non lo porta più il cane, perché gli hanno dato il boccone e gli hanno ammazzato il cane, capisci? Dio, sto boccone del cane. Renatino lì che c'ha l'orto lì dietro i soliti, se n'è andato, ha preso un fulmine. Dio, guarda che destino, guarda che il destino è una roba. Poi dopo ancora c'è ancora, e c'ha i vicini qua che hanno avuto 2 gemelli, lui è contento, lei un po' meno, ma fa niente, va, più o meno conti tornano e via dicendo. Guarda che non so che ora è, ogni modo qua il sole sarà più o meno le 5. No, andiamo ad andare nella stalla, va. Ci vediamo e non piangere sul latte versato che tanto è uguale, va. Dove già che si va? Che vado di qua, va. Ciao, state bene e via dicendo e ci vediamo una volta o l'altra, va. Langarola vagabonda!